Lì sotto la Domus de Janas. Superata questa bassa recinzione, scendo per pochissimi metri su questa scogliera, ok? Scendo giù e vedete, è molto particolare, è tutta forata. E poi c'è il foro Magnum. Siete pronti? Pochi passi e vi farò vedere la Domus de Janas. Quindi giro la telecamera. E quello che sembrava un tafone è stato poi trasformato in una vera propria sepoltura del Neolitico, con finestrella che si è creata qua nei millenni, che ha spaccato, l'erosione ha spaccato comunque questa fine roccia, e vedete, questa è la prima antecella, la cella d'ingresso, con un'ampia seconda cella. Potete vedere qua come è stata scolpita, scavata, con un ingresso che vedete qui davanti a me, e si è creata praticamente una finestrella, vedete, qua, che permette l'ingresso della luce. Qui in fondo invece c'è la cella dove veniva posto il cadavere della persona, dove veniva seppellito insieme all'arredo. Quindi questo sito lo conosciamo da tanti anni, ma non ho mai fatto il documentario, e finalmente eccolo qua, vedete l'ingresso. Non è piccolo, non è piccola, ha diversi metri di profondità questa qui, e credo che sia una delle 2 o 3 tombe più grandi del Neolitico qua in zona.